Incidente ieri sera a Susegana, travolto da un'auto muore Don Dino Milanese, sacerdote molto noto nella Marca, vicario parrocchiale tra Sernaglia e Falzette. Un dramma che riaccende la polemica sulla messa in sicurezza di via Mercatelli a Susegana, teatro di numerosi incidenti mortali. Il sindaco, ora basta vittime, servono autovelox e illuminazione. Il crollo del viadotto in A6 riporta alla ribalta il tema delle infrastrutture. Nella Marca situazione sotto controllo, ma i vertici provinciali denunciano mai arrivati 63 milioni richiesti. 248 posti di lavoro a rischio alla storica tessitura Monti di Maserata. Stamane l'assemblea dei lavoratori, niente sciopero per garantire continuità della produzione. Insospettabile settantenne si trasforma in vandalo per vendicarsi delle multe dell'ULSS. Alla sua azienda danneggiate le auto in sosta alla Madonnina, l'uomo denunciato. Tra 2 giorni l'assemblea dell'ANCI Veneto, Mario Conte verrà eletto presidente, intende portare avanti la battaglia per lo sblocco delle assunzioni e la ridefinizione delle polizie locali. Dalla Marca al Bellunese la riflessione su femminicidio e stalking nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 40 giorni di eventi all'insegna dell'ecosostenibilità e della magia, presentato a Palazzo Rinaldi il Natale Trevigiano 2019. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, l'avete sentito dai titoli: tragico incidente ieri sera a Sant'Anna di Susegana, perdere la vita Don Dino Milanese, sacerdote molto noto in tutta la diocesi. Si è spento all'ospedale di Treviso 2 ore dopo il terribile incidente nel quale era rimasto coinvolto ieri sera a Sant'Anna di Susegana. Profondo cordoglio nella Marca per la morte di Don Dino Milanese, investito da un'auto poco dopo le 19:30 in via Mercatelli davanti alla trattoria Ciao Bei. Il sacerdote stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto condotta da una 61enne di Susegana che, complice probabilmente l'oscurità, l'ha travolto. Subito soccorso, Don Dino è stato trasportato al Cafoncello, dove purtroppo si è spento qualche ora dopo. Don Dino Milanese, 84 anni, era attualmente vicario parrocchiale nelle comunità di Sernaglia della Battaglia, Falza di Piave e Fontigo ed era incaricato diocesano per il collegamento con il CEIS. Nato a Cordignano, ordinato nel 60 a Vittorio Veneto, Don Dino Milanese era un sacerdote molto amato ed apprezzato per la sua grande sensibilità, umanità e cultura. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata accolta con sconcerto e dolore da tutta la comunità diocesana. Con l'improvvisa scomparsa di Don Dino, sacerdote ma soprattutto amico, il nostro paese perde un importante punto di riferimento, afferma il sindaco di Sernaglia Mirko Villanova. La sua presenza, la sua cultura, la sua empatia e la capacità di fare comunità mancheranno molto ai parrocchiani e a tutta Sernaglia della Battaglia. Intanto a Susegana monta la polemica per la pericolosità di quel tratto di via Mercatelli, già teatro di numerosi, troppi incidenti con morti e feriti. A maggio dell'anno scorso sulla strada maledetta perse la vita una ragazza di 18 anni. Nel 2015 un 58enne in scooter morì travolto da un'auto che entrava nel parcheggio dell'osteria. Qualche mese fa una coppia è rimasta gravemente ferita, ma la tragica lista negli anni è molto più lunga. I residenti sono esasperati e chiedono la messa in sicurezza della strada. Già qualche anno fa ne avevamo parlato col prefetto per la possibilità di installare dei rilevatori di velocità, però a quel tempo, nonostante le nostre istanze, c'era stata negata la possibilità. Adesso ritorneremo alla carica con ancora più forza per avere l'autorizzazione e poter magari fare un lavoro in compartecipazione con la provincia. Il comune di Susegana c'è. Poi per quel che riguarda quell'attraversamento pedonale, in collaborazione con la provincia sarà necessario mettere una pastorale. La pastorale è quella che illumina completamente l'attraversamento. Ponti e viadotti, dopo il crollo di ieri sulla A6 il tema torna nuovamente alla ribalta. Con il crollo del ponte lungo la A6, la Torino-Savona, si è scongiurata un'altra tragedia, come purtroppo invece è accaduta con il ponte Morandi a Genova. Un disastro che riporta d'attualità lo stato di ponti e viadotti anche nel Veneto. Nella Marca, nel frattempo, i controlli previsti per legge procedono senza destare particolari preoccupazioni. Non abbiamo situazioni di allarme nella Marca, abbiamo circa 500 ponti.
questi ponti sono tutti stati monitorati. Sotto monitoraggio anche il ponte di Vidor, dove passano 25.000 veicoli al giorno con un'incidenza del 10% di veicoli pesanti. Il ponte è stretto per la moderna viabilità, ma risulta essere sicuro. Di fatto il ponte di Vidor è stato il primo che è stato monitorato, dà garanzie di assoluta stabilità e di resistenza statica. Anche più a nord, sempre sul Piave, il ponte di Fener, dopo il monitoraggio, risulta essere sicuro. Le fondazioni sono su pali profonde 20 metri, abbiamo verificato anche con la collaborazione della società Veneto Strade, che è gestore di 3/4 del ponte assieme a noi, e non ci sono assolutamente problemi dal punto di vista statico. A lanciare invece l'allarme in un comunicato è il presidente dell'Unione Province Italiane, Michele De Pascale. Nell'agosto del 2018, all'indomani della tragedia del Ponte Morandi, ci venne chiesto un monitoraggio urgente sugli oltre 30.000 ponti, viadotti e gallerie in gestione. In poche settimane consegniamo al Ministero delle Infrastrutture un quadro da cui emergeva la necessità di intervenire su 5.931 strutture, su cui avevamo già pronti i primi progetti, e di procedere con indagini tecnico-diagnostiche urgenti su 14.089 opere, ma nulla è stato fatto. A stretto giro risponde Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Dalle nostre indagini avevamo chiesto 63 milioni da utilizzare per la viabilità provinciale. Ad oggi dal governo non è arrivato nulla. Maltempo e viabilità, se andate verso Vasse ed il Bellunese in sinistra Piave, attenzione perché rischiate di trovare la galleria di Segusino chiusa per allagamento. Di solito le gallerie vengono chiuse perché l'acqua trafila dall'alto, rendendo pericoloso il passaggio dei veicoli. A Segusino no, qui la galleria verso Vas, in sinistra Piave, è chiusa perché l'acqua emerge dall'asfalto. E non è la prima volta, considerando i buchi di sfogo che qua e là sono stati praticati nel manto stradale. Ma quella di ieri non è stata la prima e non sarà l'ultima delle chiusure imposte da Veneto Strade, che ha ereditato questo manufatto dall'ANAS. Infatti le sorgite sono sorte praticamente dal 2003, quando è stata inaugurata la galleria, come ci racconta il sindaco di Segusino. Da quello che ho capito, la portata insufficiente dei tubi sottostanti. Adesso ATS, appunto, che ha in carico la galleria, si è dichiarata disponibile e di fatto si è già anche mossa. Insomma, su mia insistenza si è mossa per presentare un progetto. Una storia che nel tipico stile italiano è ancora aperta con relativo contenzioso. E come abbiamo sentito, qui si parla non di una semplice manutenzione, ma di un intervento ben più corposo e di conseguenza costoso. Qualche centinaia di migliaia di euro. Perché comunque non è solo l'intervento sotterraneo, ma poi bisogna anche chiaramente rifare gli asfalti con delle pendenze corrette. Finanziamento che dovrebbe arrivare dalla Regione per un condizionale che si fa sempre più presente. Siamo in attesa per il prossimo anno. Quindi Siamo, sì, mi faccio causa in parte in causa, ma ATS diciamo è in attesa e i contatti diretti li hanno loro, ecco, per quel che riguarda il finanziamento di questo intervento. Intanto la galleria rimarrà chiusa finché le risorgive non si placheranno in attesa della prossima perturbazione. E quello appena passato è stato un fine settimana da incubo sul fronte allagamenti per la sinistra Piave. Si continua a pompare acqua fuori dagli scantinati a Cimadolmo, e non per esondazione del Piave, ma perché la sua acqua passa sotto agli argini e riemerge dalle fondamenta. Un brusco risveglio per tante famiglie, quello di domenica mattina. Ci siamo svegliati senza acqua, senza luce alle scale, senza il cancello non andava. E praticamente si era riempito dove c'è il motorino e tutto dietro dove ci sono... Ma non è un'esondazione del Piave, qui è l'acqua che vi viene su? L'acqua che viene su perché le vene si sono alzate e quindi va tutto sotto acqua. Ma è tutta la sinistra Piave che nelle scorse ore ha combattuto con l'inalzarsi repentino dei canali. Questo è il livello raggiunto dal Bidoggia tra Oderzo e Ormelle ed è solo un esempio di come l'intera rete idrica sia ancora sorvegliata speciale. Per primo il Monticano che è arrivato al limite, mentre il Negrisia, che ora scorre tranquillo, qui, alle porte di Cimadolmo, a Stabiuzzo ha invaso i campi, arrivando a lambire alcune case. È il risultato non solo del cambiamento climatico con i 20 gradi di fine novembre, ma anche di un Piave da ripensare, almeno secondo il sindaco Ministeri. Il ramo di Cimadolmo deve essere almeno chiuso di 2/3 in modo tale che abbassa le falde, mantiene le falde e non crea questi problemi di allagamento e di allagamento anche degli scantinati e anche della parte dei privati. E non è solo una questione di risorgive nei garage. Questa è la sponda del Piave davanti alle botti, che il Piave sta erodendo ora per ora.
E non è l'unico punto critico, con vigneti spazzati via dalla forza delle acque. Abbiamo, per esempio, nella zona dove c'è Battistella Colmaneggio ha perso quasi 6 ettari, nella zona di Moro Spinazia ha preso 3 ettari, ma il problema grave non è... Sì, si perdono i terreni, ma bisogna stare attenti perché l'isola rischia di essere aperta in 2. Per il sindaco i lavori urgenti riguardano escavazione e soprattutto rinforzo degli argini. I vecchi antichi, quelli che abitavano in cima d'Olmeno, talmente conoscevano il Piave che quando andavano a creare delle barriere di protezione li facevano direttamente in roccia, andavano sotto 3-4 metri, alzavano le barriere in roccia e di là salvaguardavano sia i terreni e la qualsiasi cosa. Noi bisogna ritornare al vecchio sistema che era una volta. 248 posti di lavoro a rischio alla storica tessitura Monti di Maserata dopo la presentazione dello stato di insolvenza in tribunale. Depositata la dichiarazione di insolvenza in tribunale, inizia il calvario per i 248 dipendenti tra operai e impiegati della tessitura Monti. Dopo che l'azienda aveva fatto sapere che non si era più raggiunto l'accordo tra il fondo svizzero, l'azienda e le banche, il peso dei 50 milioni di debiti che gravano sulla famosa azienda tessile di Maserata hanno portato all'inevitabile istanza per la dichiarazione di insolvenza al Tribunale di Venezia. Gli operai riuniti quest'oggi in assemblea hanno deciso in maggioranza, nonostante avanzino 2 mesi e mezzo di stipendio, hanno percepito solo il 50% di settembre, di escludere ogni forma di sciopero per cercare di mantenere in vita lo stabilimento. Se tutti quanti decidiamo di smettere di lavorare da domani mattina, quello che è sicuro è che non ci sarà lavoro per nessuno. Se oggi c'è un barlume di speranza, la dobbiamo portare avanti tutti quanti assieme, perché se invece qui i lavoratori smettono di lavorare e i clienti, non credono più, agli ordinativi che hanno fatto, il rischio è che possiamo anche smettere di trovarci qui davanti, perché poi un secondo dopo è il fallimento. Sono 248 posti di lavoro che chiaramente non vorremmo perdere, e tenendo conto della storia, persone che in ogni caso hanno un'età anagrafica elevata, per questo la possibilità difficilmente di essere ricollocati, e una professionalità alta nel quale nel territorio non esiste più. Ladri scatenati ieri sera a Cendon di Silea, ma stavolta i malviventi non sono riusciti a rubare nulla grazie anche al controllo di vicinato. La Marca ancora nel mirino dei ladri. Ieri sera, in questo novembre di fuoco sul fronte dei furti in casa, ad essere bersagliata è stata Cendon, frazione di Silea. Fortunatamente stavolta i malviventi hanno tentato di entrare in diverse case, ma non sono riusciti a mettere a segno i colpi. Stavo andando a prendere la legna per il caminetto e sono uscita un attimo e sentivo all'angolo della casa sentivo dei rumori sopra il tetto. Siccome a fianco abitano i miei parenti, e ho chiamato mio cugino, ho detto Dennis, e questa figura, perché vedevo questa figura, non mi rispondeva. La signora capisce che è un ladro, entra in casa, chiama i carabinieri. Intanto il parente, avvertito della presenza dell'uomo sul tetto, constata il tentativo di forzare 2 finestre. Il ladro, probabilmente con dei complici, scappa. Pericolo scampato, ma per un soffio. Se io non uscivo, loro se li trovavano dentro. Ma i ladri non demordono e tentano di entrare in altre case del quartiere. Hanno praticamente fatto il giro della casa, però fortunatamente sono andati via direttamente, non hanno preso nulla. Probabilmente disturbati, i ladri scappano verso i campi. Guardando anche per terra si vedono proprio le camminate delle persone che fuggivano. Ormai il quartiere è allertato. Ho sentito un po' l'allarme, che poi mi hanno detto che l'avevano spento subito, e dopo poco ho sentito una macchina partita forse dalla curva là, a sgomare forte, andare via forte. Probabilmente provvidenziale in questo caso è stato proprio il controllo di vicinato. Ieri sera l'attivazione è stata immediata, per cui è stato un bel aiuto anche perché le persone, grazie al controllo di vicinato, si sentono di fatto più tranquilli. Quando succedono queste cose, quando qualcuno entra in casa tua, la prima cosa che salta è la sicurezza personale. Uno si sente veramente violato anche a livello personale. Avere un vicinato che ti aiuta anche in questo è a volte veramente risolutivo. E poteva sembrare un ladro in azione, ma invece era un vandalo che voleva vendicarsi delle multe comminate alla sua azienda dagli ispettori dell'ULSS.
Vestito nero, volto travisato, in mano un punteruolo, un cacciavite e una bomboletta spray. Missione: danneggiare le auto dell'ULSS 2 in sosta al distretto sanitario della Madonnina. Un giovane in cerca di bravate? No, un settantenne insospettabile che voleva vendicarsi dell'azienda sanitaria per alcune contravvenzioni amministrative combinategli qualche tempo fa. Il raid vandalico è andato in scena sabato sera e il settantenne ha fatto in tempo a danneggiare non poche vetture, dalla carrozzeria strisciata ai pneumatici lesionati, lasciando come firma diverse ingiurie con lo spray prima che una delle volanti notasse la sua presenza sospetta nel cortile attorno alle 23 in via Castellana. L'uomo ha cercato di scappare ma è stato bloccato dai poliziotti. Immediata la denuncia per invasione di edifici e danneggiamento aggravato, ben più di quelle multe per le quali si è trasformato in un vandalo vendicatore. Pubblicità ora tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Tra 2 giorni l'assemblea dell'Anci Veneto, alla cui presidenza sarà eletto il sindaco di Treviso, Mario Conte. Si riunirà mercoledì pomeriggio alle 16:30 a Selvazzano Dentro, nel Padovano, l'assemblea dei sindaci dell'Anci che dovrà eleggere il successore di Maria Rosa Pavanello, sindaco di Milano e presidente uscente dell'Anci Veneto. Mario Conte, primo cittadino di Treviso, è pronto a raccoglierne il testimone. Un altro tassello per la Lega, che invece di demolire un ente che fino a poco tempo fa non vedeva di buon occhio, si è decisa a guidarlo. Intanto aspettiamo che arrivi mercoledì. Faccio i complimenti invece alla Presidente Maria Rosa Pavanello, che ha fatto un lavoro davvero molto importante, anche perché è bello quando all'interno di un'associazione ci indossa tutti la fascia da sindaco, ma le tessere di partito rimangono fuori, perché le tematiche che vengono affrontate dall'Anci devono essere trasversali. Quindi mi fa piacere che si sia pensato a me per questo ruolo. Ripeto, intanto faccio i complimenti alla Pavanello e poi vedremo mercoledì come andrà a finire. Continuità con il lavoro di Pavanello, si propone il sindaco di Treviso, che ha già in mente parecchi fronti su cui lavorare. Dallo sblocco delle disponibilità dei comuni virtuosi da un punto di vista economico, allo sblocco delle assunzioni, perché ricordo che noi in 15 anni abbiamo perso quasi 180 dipendenti. Mi piacerebbe portare avanti, e lo farò, la partita delle polizie locali, perché una volta per tutte venga inquadrato il suo ruolo, se sono forza di polizia o se sono una forza amministrativa. Di certo però non posso più accettare che agenti di polizia locale finiscano in ospedale perché vittime di aggressioni per aver svolto un ruolo che in realtà non sarebbe il loro. Ed il sindaco Mario Conte annuncia di voler invitare al Natale trevigiano, presentato oggi a Palazzo Rinaldi, i primi cittadini di Venezia e Matera colpite dal maltempo. Un Natale veramente magico, di nome di fatto. Magia e ambiente, parole chiave del Natale trevigiano 2019. Sono veramente 40 giorni di eventi magici, spettacolari, ma soprattutto a misura veramente di tutti, insomma in primis di bimbi e di famiglie. Il Natale incantato di Treviso parte dalla 3 giorni Eco Magic dal 6 all'8 dicembre tra artisti maghi che insegneranno ai bimbi giochi di prestigio con materiali di riciclo, a fare da sfondo la Loggia dei Cavalieri. Sia le sedute che tutto il materiale viene dai boschi, ahimè, disastrati dalla tempesta Vaia, poi ovviamente ci sarà la magia di una cascata di luci, però sarà un piccolo bosco che rinasce ovviamente sempre con un'installazione ad alto tasso scenografico, però tutta dedicata all'ambiente. Abbiamo cercato di fare qualcosa di alternativo dando un leitmotiv diverso quest'anno, che è il Natale dell'ecosostenibilità e quindi green. E questo per dare anche un segnale di civiltà e di educazione a tutti, che il Natale non deve essere un momento per dimenticarci quello che facciamo durante tutto l'anno. E il pomeriggio dell'8 dicembre tutta la magia si trasferirà in piazza per la cerimonia d'accensione dell'albero con inediti giochi di luce. Luci protagoniste del Natale con le luminarie che hanno visto collaborare insieme e investire in un grosso progetto Ascom e Associazione Rivivere Treviso, e di cui il Comune intende continuare a vestire a festa anche i quartieri. Tra alberi, altri addobbi avremo 13 o 14 installazioni di una certa complessità, di una certa dimensione. Torneranno in piazza mercatini e pista di pattinaggio, così come la suggestiva Via dei Presepi. Poi per Capodanno confermati i fuochi dalla Torre Civica. Il 1 gennaio infine il ricavato del concerto al Comunale andrà alla Casa Rifugio per donne vittime di violenza. E a Breda, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il murales degli alunni delle medie.
Le panchine rosse, quindi le rose, ora un murale su un'opera di street art, un collage di disegni. Il comune di Breda di Piave torna a coinvolgere gli allievi di seconda e terza media dell'istituto comprensivo per sviscerare il tema della violenza contro le donne e per creare anticorpi nei cittadini di domani. Attraverso l'aiuto, la guida dei loro docenti di lettere, di arte, si sono messi in gioco e hanno prodotto qualcosa, un prodotto della street art, ma soprattutto prodotto di una riflessione sul tema. Non c'è solamente la risposta femminile, c'è la risposta maschile, questo è importante e io credo in questi giovani uomini che stanno crescendo. L'iniziativa Panchina Rossa, non è normale che la violenza sia normale, è arrivata al 3° anno, ma è da tempo che qui si lavora per sensibilizzare i più giovani e non solo al rispetto. Tanto che non si registrano casi di violenza significativi. Grazie alla forte attività di prevenzione che già da anni viene attivata nel nostro territorio, casi estremi non ce ne sono. Ci sono dei casi che sono attenzionati e seguiti. Che il messaggio stia passando lo conferma anche il fatto che l'allestimento non è stato in alcun modo danneggiato negli anni e che anzi su quelle panchine compaiono riflessioni e messaggi sempre nuovi. Oltre a quelli scritti direttamente dai ragazzi nel corso del lavoro a scuola, le panchine contengono anche messaggi d'amore che sono stati scritti a posteriori e che ci ha dato soddisfazione e ragione a continuare su queste attività. È giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in primo piano anche nelle notizie da Belluno e provincia. Anche a Belluno dunque i giovani sono stati protagonisti della giornata contro la violenza sulle donne. La Procura bellunese ha aperto 49 procedimenti per stalking, 98 per maltrattamenti, 29 per violenza sessuale, 15 per lesioni aggravate. Numeri esattamente sovrapponibili al dato nazionale che rendono chiara la portata del fenomeno oggi al cuore della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, cui è stata dedicata la riflessione proposta in prefettura da Comune Soroptimist e Belluno Donna alla presenza di un centinaio di studenti delle scuole superiori del capoluogo. Ne è uscito un messaggio chiaro: trovare il coraggio di raccontare, non chiudersi in se stesse, combattere l'indifferenza. Cercare aiuto con fiducia anche nelle forze dell'ordine che non si muovono con pesantezza in queste indagini, ma con professionalità, accortezza, sensibilità e con grande attenzione alla vittima. Gli studenti hanno portato il loro lavoro, fatto anche attraverso la ricerca degli stereotipi che pongono la donna in secondo piano rispetto all'uomo, nei racconti così come nella musica, e richieste di chiarimento sulla terminologia che sovente contraddistingue gli episodi di femminicidio raccontati dalle cronache, che cercano quasi un'empatia con l'assassino e rendono la vittima ancor più vittima. Al tavolo dei relatori anche l'Ulse Dolomiti, che dallo scorso anno al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno mette a disposizione delle vittime di violenza una stanza protetta. Essendo il pronto soccorso il primo punto di arrivo per queste donne, abbiamo pensato che proprio lì si dovesse creare un luogo protetto di conforto, di assistenza sia clinica che psicologica della donna vittima di violenza. Il panorama delle norme a tutela della violenza sulle donne si è arricchito quest'anno del Codice Rosso, che ha introdotto i nuovi reati di sfregio permanente, di revenge porn. Lo stiamo applicando, siamo stati forse fra i primi ad applicarlo, sta funzionando, è stato un iniziale disorientamento per la tempistica, ma ci siamo organizzati, c'è grande buona volontà e quindi si va avanti. Ancora nessuna notizia di Angelo Dalla Favera, l'80enne di Quero, di cui si sono perse le tracce da una settimana. Oggi la famiglia ha chiesto alla prefettura di Treviso di scandagliare il Piave. Sono concentrate tra Belluno e Treviso le ricerche di Angelo Dalla Favera, scomparso da Quero nel pomeriggio di domenica 17 novembre, per la cui sorte c'è grande apprensione. È veramente una situazione particolarmente difficile, è ormai passata una settimana, non si ha nessuna traccia, l'ultimo avvistamento concreto. Al primo cittadino di Quero la famiglia ha delegato l'appello affinché chiunque abbia visto Angelo possa darne notizia alle forze dell'ordine. Dalla Favera, 80 anni, era uscito come d'abitudine dopo pranzo per raggiungere gli amici al bar con i quali era solito incontrarsi per giocare a carte.
ma al bar non è mai arrivato e la figlia, non vedendolo rientrare attorno alle 5:30 del pomeriggio di domenica, l'ha chiamato al telefono. Squilli ripetuti senza risposta, arrivati al cellulare dell'anziano agganciato dalla cella telefonica di Segusino. La sua auto, una Suzuki Jimmy di colore bianco, qualche ora prima era stata intercettata dalle telecamere a Quero e poi lungo la Feltrina, a Fenere e ancora a Onigo di Pederobba. Sabato sono stati attivati anche i volontari, oltre 30 volontari che hanno stacciato gran parte del nostro territorio, zone montane, elicotteri e quant'altro. Anche stamattina sono riprese le ricerche, però veramente non c'è nessuna notizia e soprattutto non si trova nemmeno la macchina. Sabato scorso in prefettura Belluno è stato fatto il punto sulle ricerche. La famiglia oggi si è rivolta alla prefettura di Treviso affinché venga scandagliato il Piave. Tutti immaginavano che fosse comunque in un concerto urbano. Poi riunioni che abbiamo anche chiesto e fatto la settimana scorsa, verso fine settimana, abbiamo deciso di estenderlo anche sulle zone montane, cosa che appunto è avvenuta il lunedì e sabato tutto il giorno con oltre 30 volontari che hanno setacciato veramente quasi tutto il territorio. E intanto sono ore di angoscia profonda. Dalla Favera soffre di stati confusionali e potrebbe trovarsi in grave difficoltà. Chiunque abbia in qualche maniera delle informazioni si rivolga subito alle forze dell'ordine, segnali eventualmente ritrovamenti o avvistamenti che sono essenziali per condurre un aiuto anche alla persona. La nostra programmazione tra pochissimo torna a 20:10, parleremo di animali domestici e della loro cura e poi in prima serata dalle 21:15 si parlerà del referendum del 1° dicembre per la separazione di Mestre e Venezia. In studio con Ferdinando Avarino per il sì, Gianangelo Bellati e Giorgio Suppiei, e per il no Gianfranco Gramola e Silvia Mimmo. In studio poi Filippo Fois, giornalista del nostro gruppo Media Nord-Est. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, come sempre il meteo al termine del nostro telegiornale. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Il lunedì ci ha stupito con la presenza del sole che a dire il vero mancava da un po' e la settimana proseguirà poi ancora con il bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 novembre trascorrerà all'insegna della stabilità, ampio soleggiamento e cielo poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare solamente qualche foschia o nebbia sulle pianure più interne, localmente anche persistente. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 10 gradi, le massime invece tra gli 11 e i 14 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso, non sono previste piogge. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra i 12 e i 13 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, dove anche qui avremo una giornata soleggiata, salvo per innocui addensamenti sui settori più settentrionali della nostra regione. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.